Professor Stefano Lazzer, coordinatore del corso di laurea in Scienze Motorie della nostra Università del Friuli. Volevo chiederle, il mantenimento dell'abilità fisica o il potenziamento fisico e muscolare come anche strumento di mantenimento dell'autonomia, questa cosa alla fine poi può avere dei benefici anche per quel che riguarda la prevenzione e la protezione nei confronti di altre malattie croniche invalidanti, o se ci sono dei dati scientifici, delle cose che sicuramente lei sa e di cui può portarci a conoscenza? Certamente l'attività fisica fatta sotto la guida di professionisti del movimento, come possono essere laureati in scienze motorie, può portare una serie di benefici indubbiamente molto importanti per le persone anziane anche in questo caso. In particolar modo andiamo a migliorare la forza, la massa muscolare e quindi tutti quegli elementi che ci consentono di essere indipendenti, autonomi. Dopodiché un'attività fisica aerobica, quindi il camminare, il andare in bicicletta, consente di migliorare tutte quelle che sono le capacità cardiovascolari, quindi come entra l'ossigeno nel nostro corpo, come viene diffuso ai muscoli, come viene trasportato il sangue dal cuore ai vasi, eccetera, fino ad arrivare alla cellulina, alla cellulina muscolare che deve contrarsi, ma non solo, anche tutti gli altri organi. Quindi l'attività fisica sì, certo, ha un effetto benefico non solo per la massa muscolare, ma per l'insieme delle caratteristiche del nostro organismo. Non è un elemento miracoloso, ma come si diceva precedentemente, serve comunque a rallentare quel processo irreversibile che si ha con la vecchiaia, cioè che le capacità fisiche tendono a diminuire, per natura è così. Però la promozione di un'attività fisica corretta tende a rallentare questo processo di decadimento delle capacità fisiche. Grazie, quindi il Comune di Udine ha pensato, avvalendosi di queste qualificate opportunità del nostro corso di laurea di Scienze Motorie e della collaborazione, della disponibilità del professor Lazzer e di tutti i suoi collaboratori, il Comune di Udine ha inteso pertanto di affidare a Scienze Motorie la vera e propria polpa del progetto, che è quella di aver messo in piedi dei corsi di rieducazione fisica, di potenziamento muscolare, di esercizi fisici e tutto quello che lei adesso ci dirà. Avete pensato di realizzare nella palestra del CUS 2 volte alla settimana a turni di un'ora. Come funzionerà, professore? Esattamente, noi avremo questo progetto che tra l'altro è gratuito per le persone che parteciperanno. In questo progetto avremo degli incontri 2 volte a settimana presso la palestra del CUS, che è un ambiente sportivo estremamente grande, quindi ci stanno tutte le caratteristiche per poter fare attività fisica in un ambiente idoneo, con la supervisione e la preparazione di laureati in scienze motorie, anzi laureati magistrali in scienza dello sport, quindi hanno una preparazione quinquennale, una preparazione accademica di 5 anni, che seguiranno queste persone e proporranno un programma motorio tale da consentirgli di migliorare le capacità fisiche. Per effettivamente vedere se questi ragazzi lavorano bene, e confido nel fatto che lavorino bene, faremo anche delle valutazioni funzionali, ovvero faremo dei test prima e dopo il periodo di attività motoria che dura da marzo a giugno, circa questo è il periodo. Faremo dei test delle valutazioni funzionali volte a valutare appunto le capacità fisiche e quindi anche valutare i miglioramenti di queste persone. Non solo, metteremo a disposizione anche di queste persone un'applicazione, un sito. Adesso va tanto di moda provare a seguire anche da casa l'attività fisica, quindi per chi fosse intenzionato, chi avesse la voglia, la capacità di seguire sul proprio smartphone un programma di attività motoria proposto dai nostri ragazzi, può seguirlo anche direttamente da casa, avendo in dotazione questa applicazione creata appunto dai ragazzi del nostro corso di laurea. Quindi ci saranno dei giovani i nostri giovani, i vostri giovani certo, laureati in scienze motorie che insegnano, fra virgolette, ai nostri anziani, e quindi anche l'intergenerazionalità è una cosa molto bella, cioè i nostri giovani che si prendono cura delle persone di età più avanzata. Questo si realizzerà presso la palestra del CUS, che è in Via delle Scienze, dietro l'ex cotonificio per intenderci, ma il fatto che sia gratuito è un altro elemento di interesse, e io credo che poi una ulteriore facilitazione consista nel fatto che il nostro numero verde di No alla solitudine potrà predisporre i trasporti sempre gratuiti per tutti gli anziani che vorranno recarsi presso la palestra del CUS per poter partecipare a questo interessantissimo
bellissimo e utilissimo e preziosissimo progetto che Scienze Motorie ha voluto realizzare assieme al Comune. Grazie professor Lazza della disponibilità che avete dato e l'aspettiamo siamo molto curiosi di vedere poi i risultati, gli esiti dei test che eseguirete sui nostri anziani. Io vi ringrazio per il piacere e l'onore di partecipare in questo progetto e saremo disponibili anche a mettere a disposizione i risultati, ma anche veniteci a trovare per chiedere tutte le informazioni necessarie per poter partecipare a questo interessantissimo progetto. Grazie.